5.000 mi piace e vi porto una 24 ore in cui mangio solo Five Guys. E ciao, benvenuto a bentornati sul canale Smeralland, siamo qui oggi con un nuovo video e oggi ragazzi si torna a mangiare! Godo! Oggi signori, come avete letto dal titolo e dalla miniatura, mangerò nel nuovo Five Guys che è aperto a Napoli, finalmente! Se non è Super Allan ad andare da Five Guys e Five Guys ad andare da Super Allan. Perché? Perché questa è la mia primissima volta in cui mangio e assaggio le prelibatezze di Five Guys. Non sono né andato mai all'estero, né a Roma, né a Milano, perché comunque di sedi italiane di Five Guys ci sono, ma non ci sono mai stato. Lasciate almeno 5.000 mi piace se volete un altro video subito di food. Iscrivetevi al canale perché vi ricordo che è sempre gratis e soprattutto scrivetemi qui sotto nei commenti se voi avete mai mangiato i panini di Five Guys e se preferite il McDonald's al Five Guys o viceversa. Non vedevo l'ora di assaggiare i panini, ma soprattutto di portarvi questo video, quindi non perdiamoci in altre chiacchiere. Andiamo subito da Five Guys. Signori, ci siamo ufficialmente fuori da Five Guys. Ovviamente non potevo che portare uno dei più grandi esperti di cibo al mondo. Cannavaccio vicino a me, nessuno. Dove si trova Five Guys? Stazione Garibaldi, praticamente dove si prende la metro 2, se non mi sbaglio. Una volta la prendevo quando andavo all'università, una volta. Ma poi c'ho l'università, Io ho fatto l'università, tu ragazzi. una terza media serale, 2 lauree. È vero che la mia faccia non lo direbbe mai. Ma così. Five Guys, 5 ragazzi, ma noi siamo 4. In attesa del quinto. Sta arrivando. Che quinto? Che quinto? Andiamo dentro, ovviamente scopriamo un po' il locale come è fatto. Faccio vedere un po' il menù. Tra l'altro devo scoprire anche io perché è la mia primissima volta qui da Five Guys. Pure per me. Tu con me scopri orizzonti, posti. Ma stai facendo fare 100 kg a pensate, invece no. Amo la colpa è la mia. Eh sì, per forza, colpa tua. Giusto per rendervi l'idea, è questo il posto in cui si trova Five Guys. Ecco, potete scendere da qui, potete scendere dall'altra parte e la metropolitana è proprio lì, quella che vi dicevo prima. Ok, entriamo. Allora, tutto colorato di rosso e bianco. Vabbè, questi sono i colori classici del Five nero. Guys. The best burger you have ever eaten in your life. Cosa vuol dire? Non sai. Ida caserata. Tu manca caserata. Allora signori, ci siamo. Tablet, mangia qui. Scopriamo insieme quello che si può mangiare. Loro ovviamente sono conosciutissimi per gli hamburger. Burger, hot dog, sandwich, patatine fritte, milkshake o bevande. Vabbè, hamburger. Fammi leggere. Over leggere. Caccia Qua c'è legge. una situazione di prezzi, occhio, diversa rispetto agli altri fast food. Il più basso costa 8,95 €. Abbiamo a dire di cannetti, che sta chissà 6,45 €. È il Little Hamburger, tu da buffo con Little? No. Ok, Little Tony. Hamburger, cheeseburger, bacon burger, little cheeseburger, little hamburger, bacon cheeseburger, little bacon burger, little bacon... Vabbè, praticamente saranno gli stessi panini solo che a più piccini e più grossi. 12,95 €, non guardate proprio. Ah, ok. Allora, proviamo. L'hamburger, sicuramente. Ah, scegli condimenti gratuiti. Lattuga. Chissà la pegna è bella, chissà piccante. Alla pegna, ok. Però tu mangi solo tu la pegna. Cipolle grigliate, andare. Relish. Sì. Relish. È che Ah, non Manchester City. le grillish. Ketchup, maionese e salsa piccante. Di mena, non c'è da brucio culo. E lì sta salsa piccante. Leva la salsa piccante. Ok, facciamo un altro burger. Stavolta facciamo il bacon burger, mi attira. Lattuga, pomodoro e cipolla. abbastanza salato. Ma piace. Poi E patatine ce l'hanno pigliato. Eh sì. Patatine fritte. patatine fritte piccole stile Five Guys. Normali, grandi. Prendiamo queste qua da 3,95, aggiungi all'ordine. Devo aggiungere qualche altro panino perché stanno altre 2 persone che devono mangiare. Burger, cheeseburger. Poi bacon cheeseburger. Lattuga, pomodoro. Ah, salsa barbecue. Bevande, acqua naturale. 2,50 € d'acqua naturale. Magari che le lourdes. Ma io so, Ne prendiamo 2 e stiamo a 5 €. Aggiungi all'ordine, totale 52,75 €. Raga, una particolarità di questo locale è che praticamente noi guardiamo la cucina in presa diretta. Cioè, come vedete, c'è la cassa qui, ci sono i touch per ordinare e poi guardiamo come lavorano stesso lì, in presa diretta, in live. È fighissima sta cosa. Signori, ci siamo ufficialmente. stanno i libri qua. Stanno tanti libri da leggere qui dentro. Ecco qui, scartiamo subito la carta. Ah, i patatine subito escono che fuori. Prima differenza con le patatine, guardate qua che patatine. La patata fresh, chi se la taglia dannanzi a me la tagliata. Una bella patata proprio. Bella patata. È diversa. Ecco i nostri panini. Il patano tutto quanto in terra. Grazie mille a chi le ha messe qua dentro. Ne sai che faccio? Ne facciamo arrivare a carino. Ah, subito dei magni tu. Scartiamo il primo. Prima differenza rispetto ai fast food normali. Carta stagnola. Carta stagnola perché a cosa serve? Per mantenere caldo il panino. Seconda differenza con gli altri panini, sesamo. Tocchi di sesamo sul bun. E mo devi fare apriti Sesamo. Mammaro Carmelo. Doppio hamburger, insalata. Mammaro, che sei tu? Sì, mi perché te no. Gli jalapeno. E poi c'è la cipolla croccante. Inagavate però ciaron. È il primo panino che abbiamo ordinato. Qui da Five Guys.
Ah, buono anche. Mamma mia, Carmen. Mamma mia. Qua per Svizzera. Ragazzi, io vado a leggere, come tutti i lettori devono leggere. L'hamburger fa paura. L'hamburger, la cottura dell'hamburger fa paura. È La prima cosa è succoso. succoso. Devo dire la verità, sono venuto con la consapevolezza di andare in fast food tipo McDonald's, ogni volta niente a comprare. C'è qualità. C'è qualità. Si pagano di più. Sì, ma vale la pena. Esatto, la qualità si paga. Te trovo? Sì. Ok. Allora, io ho visto che sono un amante dei due morsi, me ne fa uno proprio, capito come? Che quasi ti mangi tutto il panino. Ah, mamma mia, che die morsi. Bella, soddisfazione. Bello. Ma è uno spettacolo. Che voto dai a questo panino? Per essere un fast food, 10, lo giuro, veramente. Sinceramente la qualità è veramente molto molto alta. Io veramente avevo grandissime aspettative per il momento. Un panino mi sono mangiato. Le aspettative sono state tutte quante rispettate, se non superate. Non dimentichiamo che mancano altri 3 mostri sacri da affrontare. Abbiamo il panino numero 2. Mamma mia. Ma sono tutti quanti con doppio hamburger. Secondo me sì, questo nome è di Daniele. Daniel, posso dare un morso? Allora c'è pomodoro, insalata, doppio hamburger, il bacon sotto e la cipolla. E pure la cipolla, si sente. Mamma mia. Comunque è una cosa clamorosa, sti panini perché sono altissimi, sono pieni pieni di roba. Guardate, per Svizzera. Do un morso anche per voi. Mamma mia. È clamoroso. Veramente. Sai che probabilmente mi è piaciuto di più quello con l'alapegno? Come gusto? Ti dà quel tocco di piccante. Forte. Però a me è piaciuto. Ah, ti è piaciuto? Eh sì, lo vedo pindolo. No, voglio, ve lo giuro, guardate qua. Ha fatto tutte cose. Cioè, mi ha già fatto un morso a questo panino qua. Vabbè, assaggiamo il numero 3. Dobbiamo andare in ordine. Allora, questo è il cheeseburger, sempre con doppio hamburger, con il formaggio, con la maionese, il ketchup. Non lo potrei assaggiare. Però io per il video Perché faccio già questo. non lo potresti assaggiare? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti del perché non posso Ma secondo me assaggiare. nessuno sa. Faccia scarpette. Ah, tu fai la scarpetta? Faccio questa eccezione per voi. Ma che morbidezza in bocca. Il formaggio rende tutto molto più morbido. Mamma mia. Io sto dando un morso per ognuno. C'è da mangiare un panino. Ah, scusa lo video. E qua darò le capate con la pala, perché questo è il mio. Ah, ma pure qua c'è sta un formaggio. E allora secondo me questo è di Daniele. Chi zucchero tu? Chi sei Romi? E allora Dani, posso dare una capata? Ok. Quella di capata a quanto? Botti la capata del supplementare? Ma quando è auto sua? Magari è un palazzo. Sì. Capisci? È vero che la carta stagnola comunque tende sempre un po' a ritirarsi, diciamo, gli ingredienti, però pure questo è bello. Vedete, guarda, stanno un po' attaccati sulla carta stagnola. Però si mantengono meglio rispetto a altri fast food con la carta stagnola. Sì, ma io comunque ero già legge. Nato un po'. No. Io l'avevo detto, signori, ti porto in un posto magico, magico, e a dir poco. Doppio hamburger, anche qui c'è il bacon sotto, c'è l'insalata, i pomodori e il formaggio. Ultima capata per assaggiare, occhio signori. Five Guys è appena diventato il mio nuovo fast food preferito. Sì, pure per me. 5.000 mi piace e vi porto una 24 ore in cui mangio solo Five Guys. L'ho detto. Ci mi non che 24 ore c'è favorito. 24 ore a mangiare sempre perché è un bello fatto. Mamma mia. Allora, dopo aver dato un assaggio a tutti quanti, torno sul mio, che tra l'altro ho sfracellato prima, guardate qua. Secondo me l'unico difetto di questi panini è che sono un po' piccoli. Grande condimento, tanta roba dentro, è andata la fresella a me. Si è un po' spugnato. Faccio la cipolla sotto rendo. Guardate che peccato, si è un po' sfracellato a me. È rimasto troppo assai una carta stagnola. Probabilmente sì. Allora, quello che sto notando è che il doppio hamburger in qualche panino ci sta bene, tipo nel cheeseburger, perché c'è il formaggio che allevia, è morbido, ammorbidisce tutto. Qua è come se fosse un blocco. Ho notato sta cosa. Guardate qua, però è buono lo stesso, eh. Allora, io ti saggio, mo ti faccio assaggiare pure Allora, questo lo no, sai. Comunque il bacon croccante ci sta tutto. Lo mettono sotto a tutto, così da fartelo sentire meglio sotto al dente. Sei sfracellato, muovilo tu. Una maniera nata si fa. Come cazzo vinci? Sciappato. Lettura rapida e indolore. Ecco. Comunque le patatine fritte sono patate tagliate, penso al momento, e fresche. Sì. Guardate qua, a parte la doratura e poi come sono fatte rispetto per esempio alle solite dei fast food. Ci sta proprio la scorza fuori marrone della patata. Infatti, a parte essere buonissima, ma poi proprio... Ma poi patatino quando te ne buccia e sembra tu sapore, imbazziamo. C'è proprio il sapore della patata, non so come No. spiegare. Proprio No, capite il no, sapore pieno. Però ti ho spiegato buono. Mamma mia, patatine clamorose. Beh, bello. Allora, visto che tu vuoi ancora leggere, Ma per forza. io ti lancio una sfida. Proviamo l'hot dog di Five Guys. Sandwich hot Capiamo. dog. Così proviamo tutto il menù di Five Guys. Esatto. Ma poi posso dire una cosa, io ho un consiglio da umilissima persona, sono zero rispetto a Five Guys, ok? Consiglio, fare un altro tipo di pane. Io farei un altro tipo di panino. C'è la qualità di Five Lo Guys. sai cosa farei? Fanno panino proprio un panino. Pane napolitano. Un panino. Tu si fa un pane in Napoli, questa roba che ci mettai. 5 amici. Ma dipende da riesce. Capito? No? Allora io ti dico la verità, prima di venire qua
qua oggi pensavo che Five Guys avesse fatto qualcosa di particolare, di diverso rispetto alle altre sedi. Si fosse adattato un po' alle tradizioni partenopee. Sì, ti dico la verità. Infatti pensavo avesse fatto qualcosa sì. come il panino Ci napoletano. poteva stare. Oh, ci hanno dato un consiglio, un'idea. Idea, ma quale idea? Perché questo qua con panino fatto bene, come si deve, sarebbe stato un panino da 10 e lode. Davvero. Invece guardate qua, mi sono un po' intossicato perché praticamente stanno le briciole qua dentro. Si è sfracellato tutto. Intanto le patate stanno quasi per finire e noi tra poco ordiniamo sandwich e hot dog. Ci sta. Adesso abbiamo fatto riun. Ci sono vari tipi di hot dog: hot dog, cheese dog, bacon dog e bacon cheese dog. C'è proprio l'imbarazzo della scelta, l'imbarazzo dei dog. Ah, boh, comunque questo sarà l'hot dog normale, l'hot dog con il formaggio, l'hot dog con il bacon e chissà hot dog con bacon e formaggio, tutto cosa. Ma ti rivisti. Bacon cheese dog. Ovviamente i condimenti si possono sempre scegliere e sono gratuiti. Alapegno, ti è piaciuto l'alapegno? Vai. E mo' ha già aggiungere poi che salsa piccante. E perché? Fa brucio fetile. Aggiunge all'ordine. A questo punto io prendo il sandwich e anche qui abbiamo vari tipi di sandwich. C'è un menù infinito. Veggie sandwich, cheese veggie sandwich, grilled cheese, BLT, cheese BLT, patti melt, cipolle, funghi, peperoni verdi appena grigliati, cipolle, funghi, peperoni verdi appena grigliati e caccagne. Ah, questo è con formaggio. Signori, non lo so. Patti Milt. Però sto formaggio BLT, ci mettiamo sempre lattuga e pomodoro, a me mi piace. E ci mettiamo pure il cipolla, vai, Vai, champagne. dai, non importa. O a di 20 euro se non stanno fuori, qua dentro. Bisogna dire che qualità c'è, ma anche il prezzo. Prezzi sì. abbastanza altini rispetto al solito. C'è anche il refill, ma la cosa particolare è che se premi sulla Coca-Cola ti dà tutti i gusti della Coca-Cola. Lime, arancia, vaniglia, ciliegia e vaniglia, limone, lampone. Il livello è alto. È altissimo, ma va che siamo qua tradizionali. Sandwich e hot dog presi, però visto che si chiama Five Guys, stiamo andando a prendere il quinto Guys. Però una piccola considerazione volevo fare. Per essere il primo giorno qui, devo essere sincero, non è una critica, è una constatazione. Pensavo molta più Può gente. essere che l'orario. Può essere che l'ora sono le 10 di sera. Io ci tenevo a farvelo subito questo video, a portarvelo subito perché stamattina hanno inaugurato alle 10. Tra l'altro per i primi 5 che sono entrati si sono presi pure il mazzetto di carte napoletane targato Five Guys. Per gli ultimi 5 sarebbe abbiamo chiuso noi. E chiave da rimane in mattina venire a rapire. ok. Quindi signori, restate sintonizzati perché il quinto Guys sta per arrivare. E non solo. Allora, da chi è andato Giovanni? Come si chiama? Come on guys! Come on guys, Andrea, Five Guys. Andrea, noi eravamo 4, ora quanti ne siamo? 3. Come 3, Andrea? Siamo qui ragazzi, una serata Epica. epica. Ok, Andrea, assaggia per la prima volta l'hot dog e il sandwich di Five Guys. Andrea, ma non era avuto manca a busta, Andrea? Non ci può cavolo voglio. Allora, ciao, stiamo morso uno da una capocchia e uno dall'altra capocchia, ok? Bello, bello. Ma hai mai assaggiato l'hot dog di Five Guys? Fa paura. Ma paura, frate. Un po' bruciacchiato. No, comunque. No, Andrea, sputo lama e via. Allora, io potrei fare un complimento a Five Guys a sud, visto che lo amo e l'ho mangiato in tutto il mondo. Ma ja. Quindi il complimento che No, potrei Andrea. fare a questo qua di Napoli sarebbe uno solo. Andrea, ma che Fala. leak. Vai. Che bello muzzo. No, Andrea, non fa. No, Andrea, non svenire. No, non il tuo panino. Com'è? Qua. Allora, no, sono due i complimenti. Questo è l'hot dog più buono che abbia mai mangiato in vita mia. Ciao Patri. Secondo, È buono ragazzi, buono. è uguale agli altri Five Guys che ho mangiato nel mondo. Quindi, bravo Five Guys. Sì, Andrea, ci sono anche gli jalapeno. Andrea, cos'è un jalapeno? È buono ragazzi. No, Andrea. Esci la valigia. Magari la valigia mezza via. Ho perso la valigia in da macchina. Metteva o fare la puzza. Che tarantello. Oh, in diretta, vai giù. O non è un spettacolo. Da solo morso. Questo è il sandwich, Andrea. Sì, Andrea, diciamo rutto cipollato. Andrea, Esatto. quali sono gli ingredienti qui dentro? Allora, capoccia, funghi, senape, cipolla e bacon. Season Red. E quindi ragazzi, questo video finisce qui. Mi è piaciuto tantissimo. Prima esperienza da Five Guys, eccellente, veramente un voto molto alto, 8,5, 9. Qualche piccolo accorgimento io lo farei ai panini, veramente, perché è stato un peccato che si siano rotti, sfracellati tutti quanti. Sarà colpa della stagnola, sarà colpa che li ho presi male, però la qualità dentro, i prodotti, quello che ci siamo mangiati veramente valeva
valeva il prezzo. Spero abbiate apprezzato il video, ci tenevo tantissimo a portarvi oggi questo contenuto, quindi praticamente un giorno dopo l'apertura ufficiale a Napoli. E come vedete qua si è fatto anche abbastanza sera, e se lo state guardando ora il video vuol dire che l'ho editato subito dopo averlo registrato, quindi praticamente ha già fatto annuttato, ma l'ho fatto con il cuore e l'ho fatto per voi, lo meritate. Grazie mille per l'affetto che mi dimostrate tutti i giorni, per il grande calore, per tutti i bei messaggi, quindi spero che questo video vi sia piaciuto, e se lasciate 5000 mi piace vi giuro che mangerò per 24 ore solo cibo di Five Guys. Iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. E wayo, ciao!